inizierei con la review. Se avete domande di qualsiasi genere ditemele tranquillamente, che preferisco avere un po' un dialogo, penso sia un po' più costruttivo anche alla fine di dire cose. Insomma, se c'è qualche sequenza strana che metto e non capite, ditemelo, che magari cerco di spiegarla o magari mi sto sbagliando e mi aiutate a correggere. Ok. Allora, vediamo un po'. Allora, fin qui direi tutto abbastanza normale. Questa è la prima mossa un po' strana, perché principalmente qual è l'idea, come tutti più o meno sapranno, che tendenzialmente il 4-3 guarda da questa parte, ma soprattutto volendo comunque mettere una mossa da quelle parti, quando vorrete stendere verso il basso, vorrete qualcosa di un po' più lontano. Che vedete che in un'estensione del genere, tornando a giocare qualcosa sul lato, o si va a giocare una cosa del genere, che è un po' sovracconcentrata, oppure si va a giocare qualcosa di un po' più lontano che però lascia moltissimo agi. Qui è ancora, probabilmente è ancora possibile invadere proprio a fondo così. E quindi diciamo generalmente si preferisce iniziare dall'altro lato. In questo caso tra l'altro è un lato estremamente interessante perché c'è ancora questo punto che è un po' vitale della forma di nero in alto a destra, e quindi adesso direi che principalmente una di queste 4 mosse sarebbe quello che mi aspetterei di vedere, diciamo. Quindi diciamo un po' strana questa, non direi sbagliata, però un po' inusuale. Poi qui tutto abbastanza normale. In realtà io per bianco, ma questo è più un gusto personale, non avrei risposto a questo approccio, perché in questo momento il lato a sinistra, visto che c'è già una pietra, mi sembra un pochino meno interessante rispetto al lato a destra, nello specifico, o anche al lato in alto in realtà. E quindi io onestamente avrei preferito rispondere con qualcosa del genere, però capisco anche che non sia magari facilissimo farsi contropensare se non si conoscono soprattutto le sequenze che ne escono, quindi non è un errore in sé per sé, è solo un gusto personale. Soprattutto avendo molto potenziale bianco in alto, sicuramente avrei preferito giocare l'estensione più alta rispetto a quella più bassa. Però non è, non è un errore, insomma, solo come avrei cercato di gestire io la forma in questo caso. E soprattutto in questa posizione qui ora rimangono un paio di punti molto grandi, che sono chiaramente il lato in alto e il lato in basso, e il lato a destra, scusate. Io avrei preferito giocare il lato a destra in questo caso, perché con una mossa del genere un po' stai forzando nero a giocare sul lato in basso, che in questo momento è sicuramente quello meno interessante. Cioè, chiaramente nero ha la scelta se pensare, però prima o poi qualche pietra in basso ce la dovrà giocare, qualsiasi sia il Joseki che scegliete di giocare in queste sequenze. E quello è un po' un vantaggio per bianco, forzare l'avversario a giocare in un'area che non è particolarmente interessante. Se non vi Quindi, piacciono queste sequenze e non volete essere pensati, secondo me va benissimo anche giocare una cosa del genere. Perché ancora nero non vorrebbe giocare qualcosa del genere. Poi questa pietra, questa pietra qui, diciamo, non aiuta molto a fare influenza. Bianco in qualsiasi momento della partita potrebbe fare una cosa del genere e per nero sarebbe molto difficile fare un moio interessante. Quindi avete domande particolari? Sentivo qualcuno stava per parlare? no, no, dicevo, se Bianco approccia il Keima in basso, no? Al Cioè, 2, sì, così, o base così basso. o basso, non so. E la pinza, cioè se Nero non accetta di giocare in basso, che fa Bianco? Eh, Nel senso, si eh, setta nell'angolo? Alla O- fine, qual è l'idea di bianco qui? Dipende da che pinza è, perché chiaramente ogni pinza
le sue certo. sequenze, però fondamentalmente qui bianco cerca un po' di stabilizzarsi in quasi tutte le sequenze. Ora lasciamo, non vorrei fare cose troppo Ok, ok. complicate, però Quindi comunque si deve stabilizzare. l'idea, diciamo anche, sì, qui bianco si deve stabilizzare. Il punto è che in qualsiasi momento bianco decida di giocare qualcosa, anche un attach del genere, qualsiasi sia la pietra a due, diciamo, nero è quasi sempre costretto a rispondere sul lato lì, che non può permettersi nero di lasciare tutta l'area, tutta l'area. Per tenere un minimo di pressione a bianco deve quasi per forza giocare una pietra tipo 4 a qualche punto però, diciamo, questo è un po' un esempio, però è quello che potrei aspettarmi da una cosa del genere. Ok, grazie. Però vedete che le pietre in 4 e in 6 sono in aree in cui non vi vuole giocare nero, e questo potrebbe essere una cosa chiaramente nero al centro, quindi potrebbe essere anche soddisfatto nero, però insomma è una cosa che mi potrei aspettare di vedere in una partita, perché da bianco sarei comunque, guarderei nell'obiettivo di costringere a giocare nero, a giocare qualche pietra lì, che sarebbe un guadagno, però appunto questo è solo un po' un gusto personale, e questo appunto tutto derivato dal fatto che c'è questa pietra qui che non è mai efficiente per il lato, cioè rende il lato basso quasi inutile per tutto il fusei fondamentalmente. Comunque, bianco che ha giocato il Tengen, che per quanto faccia molto stile, non sono proprio d'accordo sul tempismo di giocarlo, perché come dicevo, in questo momento ancora sono estremamente importanti questi due punti. Ora, ovviamente, come dicevo, si può anche scegliere di giocare direttamente sul lato se qualcuno ha un po' paura di essere pinzato, però avrei assolutamente cercato di giocare uno di questi. Come con nero e bianco che gioca il Tengen, nero può prendersi un po' di vantaggio in questo momento, giocando, che so, qualcosa del genere, una cosa del genere, sono le prime cose che mi vengono in mente. Però, mentre nero ha deciso di giocare qui, questo secondo me è un po' un errore di direzione, per due motivi. Uno, perché immagino che l'idea di nero principalmente qui sia cercare di attaccare questo gruppo qui, dimmi se sbaglio. Sì, sì. E il problema è che qui, ora, a parte che c'è il Tengen, che aiuta moltissimo a qualsiasi combattimento possa avere bianco in quest'area, ma anche se non ci fosse il Tengen, dopo la corretta mossa di bianco qui, chi è veramente sotto attacco qui, nero o bianco? A me Vabbè, sembra sia sotto attacco nero. sì, sì. E in questo momento col Tengen, tra l'altro, è un attacco che bianco può sfruttare bene. Quindi, diciamo, secondo me, giocare questa mossa in questo momento è un po' controproducente, un po' la direzione sbagliata. E qui probabilmente sarebbe l'ideale cercare di uscire subito. Chiaramente tu, volendo cercare di attaccarlo, hai cercato di togliergli la base, che è una cosa che ha decisamente senso. Il problema è che qui bianco poteva decidere di sfruttare un po' questa mossa un po' lenta per attaccarlo meglio. Come? Con una cosa del genere. Quindi non andando ad attaccare magari in modo molto diretto il gruppo, ma aiutando il proprio gruppo a uscire, allo stesso tempo si sta mettendo molto in difficoltà quella pietra. Quindi questa è la mossa un po' più semplice con cui fare questa cosa qui, abbastanza, lavora tra l'altro abbastanza bene col Tengen, mi sembra. Però diciamo l'ideale in questa situazione probabilmente sarebbe fare una cosa del genere e sfruttare un po' le debolezze di nero in quell'area per cercare di utilizzare il centro. Chiaramente questa è una sequenza molto complicata e c'è un sacco di cose che possono uscirne strane, e quindi una cosa del genere, diciamo, rende tutto un po' più semplice, però dà il senso di quello che secondo me dovrebbe essere la direzione di bianco in questo momento.
Bianco invece ha giocato di A, che comunque sia, teniamoci chiaro che è un punto estremamente grande, quindi se non... insomma, la scelta adesso rimane sempre tra 1, 2 e 3. Comunque sia, è una delle sicuramente le tre aree più grandi in cui giocare, quindi comunque sia buono. Qui nero, se non sbaglio, decide di fare questo kick. E sono uscite cose un po' particolari fuori da questo kick. Allora, generalmente quando vi fanno un kick a una pietra del genere dovete estendere. E in questa situazione Bianco sta guadagnando molto da questo, perché adesso che succede? La forma di nero qui è un po' problematica. Prima o poi Bianco potrebbe giocare una mossa del genere e mettere in seria difficoltà l'angolo di nero. Allo stesso tempo pensare che nero riesca a prendere il center per attaccare bianco in questa posizione mi sembra un po' un attacco non molto praticabile, perché ancora il Tengen in questo caso viene in aiuto di bianco e diventa molto difficile attaccarlo. Quindi in questo caso io avrei istantaneamente risposto qui e sarebbe stato uno scambio buono per bianco, secondo me. In questo caso nero non credo possa permettersi di giocare lì. Quindi al posto del kick? Al posto del kick hai varie opzioni. Diciamo la cosa più semplice, se puoi difendere l'angolo, è una cosa del genere. Qual è l'idea di questa? È che adesso non lo stai rafforzando direttamente e quindi lui, insomma, deve ancora scegliere come giocare. Certo non giocherà a questo, quindi magari se volesse giocare di influenza potrebbe giocare una cosa del genere, però in questo momento hai difeso molto meglio l'angolo rispetto a prima. Okay. E in alternativa la cosa forse un po' che sarebbe più corretta da fare è una pinza adesso. Questa pinza qual è l'idea? Che Bianco sta facendo un moio molto importante qui e Nero probabilmente dovrebbe preferire sacrificare qualche cosa dell'angolo per ridurre questo moio e quindi diciamo probabilmente fare una cosa del genere. Allora, chiaramente questo è un esempio, quindi non è necessariamente detto che queste siano le mosse corrette in questa situazione, però diciamo l'idea potrebbe essere questa, di stabilirsi in quest'area qui a discapito un po' dell'angolo, perché chiaramente adesso Bianco può attaccarlo in vari modi, però appunto può attaccarlo, ma Nero è sempre in grado di viverci nell'angolo senza grossi problemi, quindi è più una riduzione dell'influenza che ha Nero in quell'area lì. Ci sono molti Joseki che partono con queste cose qui. Credo in questo caso una pinza di tipo K17 potrebbe essere l'idea migliore. Appunto questa secondo me è un po' il gioco di Bianco. Per fortuna di Nero Bianco gioca così e quasi mai è buono estendere in questo modo sul lato. Come abbiamo visto, come vi ho detto, probabilmente in questo momento Bianco non dovrebbe aver paura di una pinza di Nero. E quello è l'unico caso in cui non si risponde al kick salendo. Quindi l'unico motivo per cui non vorresti salire è che la pinza è la situazione in cui la pinza è molto, molto severa. In questo caso non lo è e quindi giocare sul lato è un po' controproducente, perché con questa mossa, che tra l'altro anche sente, Nero non solo aiuta molto il suo angolo, perché è vero che questa debolezza esiste ancora, ma è molto meno importante di prima, ma adesso anche su tutto il centro è molto più difficile per Bianco fare influenza. E quindi Nero giustamente torna indietro e gioca l'ultimo lato molto grande. E fin qui, in realtà la partita è molto equilibrata, almeno la mia impressione è quella.
insomma, non ci sono stati errori particolarmente gravi da nessuno. E adesso bianco deve un po' scegliere se continuare a cercare di attaccare nero lì oppure essere lui a invadere, qualcosa del genere. Purtroppo in partita sceglie questa strada qui. E io non sono assolutamente d'accordo con questa mossa, non solo per una questione di direzione, perché adesso secondo me sarebbe meglio ridurre nero da questa parte rispetto che quest'altra, ma poi proprio perché volendo giocare in locale questa mossa è un po' meglio. Perché è un po' meglio? Perché per nero è più difficile attaccarlo. Da qui se nero cerca di circondarlo, un po' di spazio per vivere c'è, se cerca di fare la pinza è abbastanza facile uscire, mentre con questa mossa qui ti trovi in una situazione un po' già di chiusura, perché in questo modo la vita non è così scontata. Questo tra l'altro è una sequenza simile a come è andata in partita, se non sbaglio. Cioè non è ancora vivo questo gruppo, e uscire in questo modo, in questo momento, non è molto praticabile, perché per nero è molto facile chiudere. Nella partita nero ha deciso di gestire la cosa un po' più tranquillamente, che non è sbagliato. E però in questo momento c'è questo punto qui che entrambi i giocatori dovrebbero voler giocare assolutamente. Come diciamo era importante giocare qui, è importante in questo momento giocare qui perché la forma che farebbe nero giocando questa mossa lo aiuterebbe sia per l'influenza fuori che chiaramente per il moio in basso, che ha per attaccare bianco. E quindi in questo momento bianco non può proprio permettersi di lasciar fare nero una forma del genere senza grossi problemi. Quindi secondo me anche questa estensione qui è un po' pesante. In questo caso come si fa a evitare di fare una cosa del genere? O dovresti proprio poter giocarla. Credo che in questo caso si possa anche giocare questo wedge, perché questo taglio di nero sarebbe un po' troppo complicato e non sono sicuro che nero voglia giocarlo. Più che altro perché bianco probabilmente ha modo di vivere anche in questo modo, quindi si creerebbe più problemi che soluzioni. Però giocando una cosa del genere comunque per bianco dovrebbe essere già un po' meglio che questa, perché ancora il gruppo non è proprio vivissimo e nero diventa veramente troppo forte al centro. In realtà nero ha giocato questa, che immagino sia per difendere meglio l'angolo. Sì. Però in questo momento questo è veramente troppo grande. E il problema è che il punto qual è? Che potrebbe bianco decidere di attaccare l'angolo, però ogni pietra che il nero gioca verso il lato facilita un successivo attacco verso quelle 4 pietre lì, queste 4 pietre qui ovviamente. E quindi non sono sicurissimo che bianco possa permettersi di giocare nell'angolo in questo momento, o neanche presto. Cioè, dovrebbe più preoccuparsi di vivere in qualche modo di questo tipo prima di poter fare quelle cose, e magari si può dare il tempo per rispondere. Però appunto il senso era probabilmente giusto, però questo è veramente troppo importante. Qui chiaramente ora bianco in qualche modo dovrà vivere. Secondo me ancora meglio uscire, cercare di giocare almeno questo scambio prima di vivere, perché è molto importante. Però diciamo che riesce a farsi un po' di spazio e quindi almeno è riuscito a stabilizzarsi. Adesso è un problema perché il nero decide di rispondere a questa mossa qui
ma non è assolutamente essente. Qui Nero doveva prendere il Sente per giocare una delle mosse grandi che sono rimaste in partita. Questa chiaramente ha perso un po' di valore, visto il fatto che Bianco comunque adesso è qua praticamente vivo, già in locale. Però una mossa del genere rimane molto grande, soprattutto molto più grande di quella, anche perché qual è il discorso? Che questo taglio non funziona e basta. E questo Atari vale molto poco. Sono veramente pochi punti questi. Quanti sono? Sono tipo 5 punti. E chiaramente in questo momento la partita 5 punti sono un po' pochi. Quindi Bianco giustamente decide di ridurre di là. Adesso cosa c'è rimasto di grande? Probabilmente sempre chiaramente quelli lì andate da tolte. Chiaramente c'è rimasto sempre attaccare quella pietra nera che comunque è molto grande, oppure giustamente cercare di invadere in basso. Nello stesso esatto modo per cui non mi piaceva R10, non mi piace neanche questa, perché facilita molto la forma che può fare Nero per attaccarlo. In questo caso, rispetto all'altra situazione in cui avrei consigliato di fare una cosa del genere, qui consiglierei di fare l'attach invece, perché quello che lascia un po' più spazio, che chiaramente se Nero gioca all'esterno c'è una possibilità di farsi un po' di spazio nell'angolo, se invece Nero vuole giocare qualcosa nell'angolo, allora Bianco può saltare verso l'esterno e cercare di scappare con qualcosa del genere. Ovviamente ditemi se c'è qualcosa che non vi torna o che avete dubbi, su cui avete dubbi. Ma finché non mi dice niente continuo tranquillo. E quindi, insomma, tra l'altro appunto dopo questo scambio Bianco decide di giocare altrove. E non sono particolarmente contento di vedere questa cosa, perché esistono situazioni in cui vuoi fare scambi localmente per vedere come risponde l'avversario, però diciamo così Bianco ha tolto l'agi che c'è nell'angolo, non ha creato cose. E quindi ho deciso di tornare indietro. Ma in questo momento secondo me Bianco potrebbe cercare di fare un po' di più e giocare una cosa del genere, perché vedete questa pietra qui in questo momento lavora molto bene col Tengen, perché chiaramente se Bianco riuscisse anche a dare questa Atari qui si incrementerebbe molto il Moio. Ora è ovvio che una volta che Bianco gioca una cosa del genere rimane possibile per Nero invadere anche ancora in modo molto profondo, però Bianco probabilmente può giocarsi un po' il combattimento in questo modo e guadagnarci qualcosa, soprattutto magari nei confronti di questa pietra qui. E soprattutto qual è il problema di una cosa del genere? Che Nero può ancora ridurre lì. Cioè una cosa del genere non è per niente facile rispondere. Così profondo? Il fatto è che questo genere di mosse, cioè se l'avversario decide di giocarti all'esterno, rischiano di fare qualche occhio sul lato, sull'angolo. Non so, non sono molto facili da gestire, perché questa chiaramente punta a due debolezze, che sono queste due. È difficile per Bianco ignorare e poi riuscire a difenderle entrambe. Quindi secondo me, ora magari quella è un po' profonda, però è comunque possibile ridurre molto questo lato. Questo è un po' un problema della forma che si è creato Bianco. Però, diciamo,
questa è un'alternativa forse un po' più ambiziosa, però come avrei preferito giocare io, diciamo. Rimane che probabilmente una mossa del genere è comunque più semplice da giocare e comunque efficiente. Però anche qui il nero giustamente torna indietro per difendere. Adesso vedete che c'è molto poco agio qui in basso a destra. E bianco finalmente gioca questi scambi qua. Questo secondo scambio qui però non è molto buono, perché lascia di nuovo fare a nero la stessa forma, cioè lo stesso Tiger Mouth che c'era qui, che ha lasciato fare qui, che però gli dà più problemi che soluzioni. Perché adesso nero è diventato praticamente impossibile ridurre il lato in basso. E allo stesso tempo queste due pietre di bianco possono aiutare bianco ovviamente, però sono diventate un po' pesanti perché hanno poca libertà. E quindi bianco dovrebbe comunque tornare qui a giocare probabilmente qualcosa. Quindi in questo caso il patch buono, però adesso probabilmente è meglio qualcos'altro rispetto al push qui. Quindi, O proprio il Tenuki. Alberto, quindi il fatto che io non abbia mai pensato di giocare L16 è corretto o no? L16 Cioè io pure per non ho mai nero? pensato... Sì, per nero, sì, non ho mai pensato di spingere là perché ho detto quello mi fa la Esatto, bocca di tigre. esattamente, spingere per nero qui non è una grandissima idea. Qui il nero se vuole giocare qualcosa localmente vorrebbe giocare probabilmente qualcosa di questo tipo. Ok. Perché cioè, forzare l'avversario a fare buona forma non è una grande idea di solito. E quindi allo stesso modo qui bianco ha già ottenuto qualcosa, cioè già questo scambio 1 per 2 è vantaggioso localmente per il combattimento con questa pietra. E quindi secondo me in questa situazione bianco può già giocare altrove. Può già, non so, cosa potrebbe fare. O può anche pensare di cercare di ridurre qualcosa qui o tornare da questa parte. Oppure diciamo iniziare proprio un attacco più severo nei confronti della pietra nera. C'è tante strade perché potresti scegliere. Comunque, questo scambio è un po' non troppo positivo, diciamo per bianco. Adesso, come dicevo, è abbastanza importante per bianco tornare indietro a qualcosa del genere, perché questa pietra qui in questa situazione è praticamente insalvabile. E quindi bianco sta facendo veramente un gran moio in questa situazione. E io credo che la partita sia ancora abbastanza equilibrata perché il moio di nero e il moio di bianco non sono così diversi. Nero ha anche, cioè probabilmente un po' più grande, un po' più grande bianco, però nero ha anche l'angolo in alto a destra, quindi è tutto da vedere la partita. E questo non mi trovo molto d'accordo proprio perché in questo momento può essere nero a giocare una mossa in quell'area lì. Questa mossa che va ad aiutare la pietra qua e a infastidire un po' questa riduzione. Quindi nero ha giocato nella direzione giusta e questa è molto passiva. Cioè qui ancora bianco dovrebbe cercare di essere un po' più attivo come nell'attacco verso quella pietra. Questa qui è un po' come ok, hai avuto il sente, adesso gioca altrove, però insomma lo scambio di queste due probabilmente è stato buono per nero, che gli ha dato più influenza, mentre bianco comunque è già abbastanza forte lì. Un'altra pietra così vicina non è così di aiuto come quanto vorrebbe essere. E qui nero decide di tornare indietro. Adesso è molto difficile scegliere cosa fare nella partita,
perché se nero si sente avanti potrebbe essere chiaramente sbagliato cercare di vivere con questa qui. Quindi questa non mi sento di sapervi dire esattamente che direzione prendere in questa partita in questo momento. Un po' complicato. E questa mi sembra del tutto ragionevole. Qui bianco cerca di vivere, però non c'è molta possibilità di vivere. Addirittura io credo che questa uccida lo stesso, e oltre a uccidere indebolisce anche bianco in alto a destra, quindi probabilmente è un po' meglio, però questa sicuramente è più facile da vedere e da leggere. Soprattutto dopo questo scambio adesso per bianco sarebbe importante giocare qualcosa per aiutarsi in alto, e soprattutto vuole bianco assolutamente giocare questo scambio qui. Qual è il punto di questo scambio qui? Che a parte è un grande endgame, ma il problema è che con tutta probabilità è sempre per nero più tardi, perché qui probabilmente bianco in un qualche modo dovrà cercare di vivere, perché diciamo se partiamo qui non ci sono molti occhi, diciamo, in quello spazio, quindi potrebbe essere pericoloso. E queste mosse diciamo che sono sempre per entrambi, chiaramente sono il doppio grandi, quindi però in questo momento sarebbe importante per bianco giocare questo endgame. Comunque questa rimane una mossa molto grande. Io per lo stesso motivo di prima non rispondo là. Cioè, boh. In questo momento però potrebbe essere importante rispondere, perché il moio al centro inizia a diventare molto molto grande. Ma rispondere non lì proprio, in M15? Allora, le questioni sono è valutare quanto puoi attaccare o cercare di salvare questo. Dipende tutto da lì. Il fatto è che chiaramente bisognerebbe anche contare cosa vedi. È chiaro che dovresti poter giocare qualcosa del genere senza troppi problemi, però è molto molto complicato decidere queste situazioni. Cioè, probabilmente questa non è la mossa migliore, però appunto dopo questo scambio ancora dovrebbe essere possibile giocare qualcosa di questo tipo, quindi quando si parla di moio così grandi è sempre molto complicato saper dire cosa è meglio fare. Ok. Comunque sia, non questo. È il momento sicuramente di ridurre in qualche modo. No, questa è quella che mi sembra un po' la più semplice da giocare, proprio perché se bianco risponde di qua non dovrebbe essere particolarmente difficile cercare un qualche tipo di connessione dall'altra parte, mentre nello stesso tempo una cosa del genere dovrebbe essere facile connetterla, insomma, non è facile, poi dipende sempre, però insomma l'idea potrebbe essere questa. E questa è un po' strana, per una questione abbastanza semplice, che questa funziona. E adesso che ha fatto lì nero? C'è un po' niente. Ci ha lasciato un po' di punti a bianco più che altro localmente. Uh-huh. E quindi è un po' una perdita. E allo stesso tempo qui bianco può sempre pensare di cercare di catturarti e lasciarti l'endgame qua. E probabilmente è più grande il lato in questo momento. Certo, se avevi già deciso di sacrificarle, è un altro discorso.
Però appunto questa non funziona purtroppo. E, insomma, quando bianco risponde qui probabilmente adesso nero ha l'occasione di passare in vantaggio nella partita, perché se nero riesce a vivere tranquillamente con questo gruppo dovrebbe riuscire a essere un po' avanti, almeno apparentemente. E tra l'altro l'attacco era anche abbastanza buono. Non era facile cercare di uccidere, però mi sembra abbastanza positivo. Forse questa funziona leggermente meglio per chiudere nero, però ha tutto abbastanza senso. Tra l'altro considerate alcuni scambi che siano praticamente già fatti nella partita, anche se non sono stati messi. Per esempio questo scambio nero può giocare quando vuole, e quindi in realtà adesso potrei vedere che questo salto lo può fare nero, quindi probabilmente in questa situazione così nero avrebbe avuto un po' più di facilità a uscire fuori rispetto a questa. Il problema principale di bianco è che qui, invece che cercare di spingere nero verso dove è forte per cercare di ucciderlo, l'ha spinto verso il fuori, in cui ha due pietre qui, è vero, però c'è anche questa qui di nero che aiuta molto, e quindi è molto più difficile cercare di ucciderla in questa situazione. E qui probabilmente questa è anche più semplice per cercare di uscire, però non cambia moltissimo. E fondamentalmente qui, a parte questo scambio che ovviamente non serve a molto, probabilmente qui potresti fare Vane. Come funziona sta cosa? No, l'ho fatto, Anne, però pensavo che quella pietra in SF6 là, e F6 mi ha aiutato in qualche maniera, quello che hai detto che non ha senso, sì. Pensavo che mi aiutasse in qualche maniera. Beh, più che altro funziona in sé per sé. Il discorso è che dovrebbe funzionare anche questa. No, non volevo dire che non aveva senso. Ho detto che probabilmente sarebbe, cioè volevo intendere, probabilmente sarebbe meglio non giocarla possibilmente. Ok. Perché alla fine le forme che escono sono come le stesse. Però non avendo sacrificato la pietra lì, ti dà sempre accesso magari a fare questo pit o altre cose lì. E quindi il fatto è che non credo che il bianco possa tagliare in questo momento. Che altro che era questo il discorso. Sembra che qui vada bene a parte che può giocare anche questa roba qui. Insomma, sembra che qui sia un po' morto bianco appunto, quindi se bianco deve comunque rispondere a qualcosa di questo tipo, questo è un po' più semplice per nero, perché comunque gli rimane un po' di agili da giocare rispetto a questa cosa che non c'è più agile. E qui è un po' rischioso chiaramente uscire così. Ora immagino che avessi considerato un po' la possibilità che bianco tagli. Sì. E non sembra un taglio particolarmente funzionante neanche a me, però è un rischio. Cioè considera che questo è già connesso e ti basta fare un occhio, quindi sembra abbastanza facile giocare così per nero, e in questo momento veramente avendo ridotto tutto il centro con questa vita sembra partita finita, almeno a me. Quindi questo non è sbagliato probabilmente, perché comunque questo taglio probabilmente non funziona tantissimo, però mi sembra un po' rischioso rispetto a come poteva andare. Perché a un certo punto ho visto quelle 4 pietre, arrivato a quel punto, quando ho giocato appunto C12, ho detto, boh, a me mi sembrano morte, però... Ti sembrano morte? Sì. Bella domanda. Probabilmente
non so, qualcosa del genere. Ovviamente non è facile, però è sicuramente qualcosa. Io avrei preferito fare questo push prima, di fare quel taglio lì, Sì. perché adesso se ti risponde così è più facile ovviamente attaccare quelle pietre lì. Dovrebbe essere ancora più semplice dire che c'è catturarla. E il problema è appunto se non risponde così sei stravivo perché hai tutte queste cose in senso. Non dovrebbe essere difficile. Ah, ok, Quindi ok. allo stesso modo per cercare di rischiare un po' meno, però in questo caso mi sembra che abbia funzionato lo stesso. Sì. E da una volta che queste pietre sono state catturate la partita è un po' finita. Adesso Nero è molto in vantaggio, mi sembra. Non saprei quantificare i punti, dovranno contarli, ma ho l'impressione che sia abbastanza avanti. Sì, sì, infatti una volta così ho cercato solo di rimanere... Sì, ancora per bianco, come dicevo prima, questo è più importante. Cioè, più che altro è sempre per tutti e due, quindi sarebbe importante per lui, soprattutto per bianco giocarlo, perché per bianco è sicuramente assente. Per nero è con tutta probabilità assente, però sai, magari il bianco può decidere di non rispondere, cercare il combattimento, sei in svantaggio e prendere il sente per giocare da qualche altra parte, quindi potrebbe essere un po' più rischioso per nero. Però non vedo una partita in cui nero non risponde a questa cosa e non vedo neanche una partita in cui bianco riesca a vivere con questo agi senza un co, per dirvi. Cioè senza che ci sia un co altrove e quindi una mossa extra di bianco da queste parti. Quindi, tra l'altro ci ho provato, mi era sfuggita questa cosa, però appunto non vedo lo spazio assolutamente per... ok, qui c'era qualcosa, però con questa forma dovrebbe essere morto e basta. Con questa qui sembra che ci sia un co, in effetti. Però non così. Sì, no, infatti qua a un certo punto ha giocato... Così è un co è molto difficile per giocare questo co da bianco, considerato che ogni estensione è una minaccia per nero, però è anche l'ultima possibilità che probabilmente ha di vincere questa partita. E quindi purtroppo la connessione non funziona e qui direi che non c'è neanche più molto da fare. Ha perso anche molti punti, così soprattutto adesso questo gruppo non è neanche particolarmente vivo, quindi adesso è un po' compromessa la partita. Qui probabilmente Nero conviene fare una cosa del genere. Questi gruppi di pietre che sono chiusi in questo modo qui Sono sono molto sempre debole. sono sempre un po' sofferenti. Quindi quando è possibile, a meno che non ci sia qualche cosa particolare, quando è possibile è sempre bello per nero in questo caso far fare a bianco queste forme qui. Ok. Il problema di questa è che lascia a bianco la possibilità di scendere qui. Che magari in questa partita non funziona perché qui nero fa tagliare e tutto, però è un po' più rischiosa. Qui vedo molto difficile per bianco giocare questa perché ha molte poche libertà bianco. Ok. Ma però bianco ha deciso di tornare indietro e adesso secondo me era il momento per giocare questa, perché in questo momento questo Atari qui non so quanti danni possa fare,
e mentre la discesa lì di bianco invece sì, ci sono tanti punti. Ovviamente in questa partita non gli basta bianco, ma queste sono cose che valgono una decina di punti di differenza, quindi in un'altra partita probabilmente si poteva costare la vittoria. Vedete tutti questi endgame in sempre sono un po' sono molto pesanti. E qui che è successo? Ma bianco cerca di vivere in qualche modo, però così muore anche in alto. E direi che non c'è più molto da dire su questa partita. Sì, poi ha tentato di vivere in qualche... Sì, ha tentato di vivere, non credo ci sia mai spazio per vivere in questo punto. C'è questo Agi, Quello di prima. questo è sempre, si può sempre aiutare, però non credo che ci sia comunque qualcosa. Un po' troppo tardi per cercare di vedere una cosa del genere. Chiaramente, essendo un po' un'ultima spiaggia, può sempre aver senso provarci. Però in questo caso, diciamo, il bianco è passato in svantaggio dopo che chiaramente nero ha vissuto qua, catturando anche queste pietre, e quindi giustamente doveva provare a vivere in qualche modo in questo lato, o con qualcosa del genere, o con qualcosa molto profondo da questa parte, morendo anche lì non c'era più partita. Avete domande particolari anche domande normali, nel senso, dubbi sulla cosa, su alcuni Giuseppi, qualsiasi cosa? Quindi diciamo che quell'attacco lì in basso a sinistra in determinate condizioni è abbastanza, diciamo, quando ho spinto quando ho giocato appunto C8 e C2, no? C8 in questa situazione particolare, diciamo, quando è che C8 può essere una buona mossa? C8 può essere una buona mossa quando bianco può essere sotto attacco. Il problema di questa situazione è che in realtà sotto attacco era nero. E quindi in una partita in cui ora facciamo un esempio in cui diciamo una partita di questo tipo in cui bianco non ha del supporto molto vicino in alto, allora una mossa del genere può aver senso, perché non è per bianco non è particolarmente facile attaccare quella pietra. Una volta che nero è saltato nel mezzo deve preoccuparsi anche di difendere questa in qualche modo. Diciamo, Ok. quindi diciamo quando bianco non ha supporto, non ha molto supporto nel lato a sinistra, può aver senso giocare C8. Diciamo, che è il punto giusto per cercare di attaccare bianco sicuramente. In questa partita in cui era già presente D13 e K10 tra l'altro, non era l'idea migliore. Cosa puoi fare in queste situazioni? Principalmente vorrai puoi cercare di ridurre l'influenza, vuoi invadere, vuoi ridurre. Qui c'è generalmente due modi. Con questa forma, se la vuoi attaccare, tendenzialmente è meglio, se ci vuoi vivere, giocare una cosa del genere, perché ti lascia la possibilità di fare questo genere di slide, che ti lasciano spazio per fare occhi e cose del genere, con l'attach, insomma, cose di questo tipo. Oppure anche lo shoulder hit. Lo shoulder hit perché può essere buono, perché è difficile per bianco coprirlo. Cioè, non è molto facile per bianco decidere di attaccare queste forme qui. E quindi può essere anche questo un modo per ridurle. Diciamo, probabilmente l'intento in quest'area sarebbe dovuto essere più quello rispetto che cercare di attaccare, perché in realtà sotto attacco. E poi sì, per tutta la partita
per tutta la partita. Per gran parte della partita tutti e due i giocatori avrebbero dovuto giocare una di queste mosse, ma non l'ha giocato nessuno per troppo tempo, diciamo. Chi le giocava avrebbe preso un po' di vantaggio sul combattimento locale. Alla fine l'ha giocate bianco, però non le ha sfruttate abbastanza bene. Quindi in questo caso invece di C8, una di quelle due mosse grandi che hai detto tu, o In questo M... caso, più che altro qui parlerei più di aree che di mosse, perché sono talmente grandi. Io direi che chiaramente la cosa più semplice di tutti da fare sarebbe una delle estensioni del 4-3, che è una delle cose più semplici, che tra l'altro gioca anche sul lato che è un po' più quello più grande, quello a destra. Però in queste situazioni particolari abbiamo visto quanto possa essere una buona mossa per bianco questa qui, e quindi allo stesso modo potrebbe essere importante per nero cercare di difenderla in qualche modo, per esempio una cosa del genere. Quindi io avrei cercato di, chiaramente, come può andare bene questa, va bene anche questa, probabilmente va bene anche qualcosa di più aggressivo. Quella è un po' una questione di stile, però sicuramente avrei preferito giocare in una di queste aree qui. Ok. Andrebbe bene anche chiaramente qualcosa del genere, non è che non c'è una mossa particolarmente migliore delle altre, mi sembra. Sì, poi appunto questo slide era molto gota in questo momento la partita, perché appunto non è quasi per niente facile attaccare bianco, e quindi in questo momento questa rallenta molto la situazione. Quindi ancora in questo momento, magari giocando una di queste mosse, la partita va un po' bene lo stesso. E diciamo qui aveva l'occasione bianco di passare un po' avanti, secondo me, con questa cosa qui, perché rimane un po' sotto attacco questa mossa qui, quindi il moio di bianco sembra un po' più efficace di quello di nero. Quindi là diciamo alla M17 di bianco o rinforzo l'angolo con quell'altra mossa o 18, oppure cioè No, non senti, gioco N17 o 18 per difendere l'angolo, no, oppure senti, dimmi. no, il fatto che non sono sicurissimo di dirti che N17 sia sbagliata a prescindere, Io perché ho chiaramente calcolato subito. ci sono tante situazioni in cui è buona. Le situazioni in cui è più buona di tante altre mosse è quando puoi pinzarlo questo gruppo. Quindi in questa situazione che non puoi pinzarlo, comunque la pinza non è molto buona, perché qui non è un bel combattimento per nero. Quindi in questa situazione cercherei di fare qualcos'altro, che può essere una cosa del genere, che magari ha la stessa idea di difendere l'angolo, però è un po', non va a rendere più forte nero per prendersi il sente. Anche una cosa del genere in realtà è giocabile, se vuoi essere molto, molto sicuro di avere punti. Oppure se vuoi giocare in modo un po' più attivo, una pinza. Detto che probabilmente anche il tenore poteva andare. Mhm. È solo che qua mi sarebbe piaciuto giocare da bianco. Ok. Per tua fortuna bianco ti ha lasciato fare questa cosa qui e adesso la situazione si ribalta. Poi sì, appunto, ma Federico è qui, per caso? Non l'ho visto. Ok, perché non ho visto che ha fatto già ben 2 volte questo tipo di invasioni, questo reverse shoulder hit, come si dice, non saprei Colpo come all'ascella descriverlo. si Colpo chiama. all'ascella. Sì. Ora io credo ci siano alcune situazioni in cui può essere una buona mossa, però nella stragrande, delle situazioni, nella stragrande maggioranza delle situazioni mi sentirei di sconsigliarlo, assolutamente, perché parti da una situazione in cui la tua forma è peggio dell'avversario.
cioè la stessa forma ma l'avversario al centro. Mentre, come abbiamo visto, con queste cose qui l'avversario è al centro ma la forma di bianco è leggermente meglio della forma di nero. Questo è un esempio ovviamente di cosa può succedere. Qui bianco di nero probabilmente non vuole neanche giocare così, però Vabbè, in teoria quello è il punto vitale della pietra, il Keima, no? Il punto vitale della pietra in quarta linea, no? è il punto vitale, esattamente. E quindi quando volete attaccare una forma, invadere un moio, generalmente quello è il punto più semplice da cui partire. Quello, alcune volte l'attach sotto una pietra in quarta linea è buono, altre volte dipende che estensione c'è, proprio l'attach di là è anche buono, ma questo perché? Perché quando l'avversario va a giocare il Nobi, in alcune situazioni, tu non vai a giocare l'altro Nobi, cioè tu vai a saltare. E poi generalmente si va con diane, controane, cose complicate, dipende anche dalle scale ovviamente. Però sì, generalmente questo è il punto vitale. Ok, non so se c'è altre domande, anche non sulla partita necessariamente, magari cose collaterali a quelle sono successe in partita. Lo prendo come un no. Questo José è un po' vecchio ovviamente, però si può tranquillamente giocare. Che dire? Vabbè, là più o meno ci sta che invece di fare il D2 uno gioca direttamente K4 a Kobayashi, no? K4. Questa è un'altra possibilità, sì, sì, assolutamente. Non è sbagliato. Infatti, in quello che dicevo io prima, anche durante l'inizio, che secondo me qui bianco non deve rispondere. O se vuole rispondere, deve rispondere così. Secondo me questo è meglio per bianco in questa situazione. È più facile da gestire. Poi sì, chiaramente qui si può giocare anche così. Anche così. Nel senso, non è sbagliato giocare questo. Solo un po' fuori modo. Ma lì in quel Joseki la pietra in J3? J3? Sì. Non mi ricordo se mi hai detto qualcosa all'inizio, ma non è meglio in quarta linea? Cioè è Joseki così? Questo è Joseki. Ok. Ci sono tante situazioni in cui si può giocare qualcosa del genere tranquillamente, soprattutto quando vuoi fare influenza sul lato in basso. Il problema è che questa qui, quando vuoi fare questo salto qui, non vuoi fare questo scambio, perché adesso non puoi più saltare in angolo, mentre generalmente quando salti qui ti lascia aperta la possibilità di saltare in Sansan. E allo stesso modo c'è dell'agi per bianco per attaccare successivamente. E qual è il senso? Il senso della Kobayashi è proprio avere K4, quindi giocare qualcosa tipo questo andrebbe assolutamente bene, però non lavorerebbe in questo caso con la pietra in Q3 come generalmente vuole la Kobayashi, però insomma va assolutamente bene. Diciamo, questo va bene sempre, questo va bene quando magari hai una pietra a supporto come in questo caso, però non c'è niente di male in questo. Appunto, però che puoi sempre subire uno shoulder hit e quindi è difficile farci influenza, che è come lo shoulder hit. Chiaramente ci sono anche questo tipo di riduzioni che permettono a bianco di avere un po' di influenza all'esterno, però va assolutamente bene. Vediamo se c'è qualcos'altro interessante da dire. Sì, questa qui assolutamente
Io sono un po' eccessivo con questo tipo di cose. Tante volte le gioco un po' a prescindere dal fatto di come sia la partita e andrebbe sempre contestualizzate le mosse nella partita in cui sono. Però avere questo vantaggio, questa forma così forte, cioè questo gruppo non è attaccabile quasi mai in questa partita. Avere un gruppo Ma, così forte nel mezzo del Goban, tantissime partite te le fa vincere. ma quella pietra in testa alle 3 la giocheresti anche se non avessi la bocca di tigre? Io Così adesso, boom. perché no? Era No, no, era una assolutamente domanda per sapere sì, sì, se... Ok, però in questo caso avrei preferito fare l'ane qui, ah, ok. perché per la questione che adesso non posso tagliare e quindi anche il doppione qui è meno efficace, mentre questo doppione qui è molto più efficace, perché potresti anche pensare di, chiaramente non in questa situazione, vi sconsiglierei di giocare così generalmente, però questo doppione è un po' più efficace dell'altro, perché rimane questa debolezza di forma molto, molto importante. Difficile per Bianco giocare queste cose qui. No, insomma. È molto difficile per fare buona forma con Bianco. Avrei fatto subito le strane. Però col senno di poi in realtà questo è piuttosto buono. Quando l'ho visto in partita ho detto non mi convince molto. Però col senno di poi pensando a questa cosa qui, in realtà mi piace molto Nero come si sta sviluppando e quindi è meglio di quanto avrei pensato. Questo è addirittura molto meglio. Mhm. Poi questa qui assolutamente a volte questo Atari fa sempre male, no? Questo tipo di Atari qui. Però spesso bisogna fermarsi un attimo a pensare cosa è più grande nella partita. E per esempio in questa partita questa è sicuramente più grande, Ok. perché va a ribaltare un po' il peso delle cose che c'è in questo combattimento in basso a sinistra e quindi a ridurre anche il muoio di bianco. Non che allargare quello di nero, perché insomma, che quello fa. Quindi in questo caso è un po' un peccato rispondere a questa mossa qui. Cioè, della serie dovresti in certi casi, così come si dice, solo i novizi danno subito Atari, cioè pensare che casomai subire un Atari a volte non è così Non è così grave, catastrofico. assolutamente, anche perché la paura di avere, ora per dire, di far fare, per dire un po' nuti qui, ok, facciamo un esempio assurdo, no? Ok, la paura di far fare questo Ponnuki qui a Bianco, qual è? Cioè, il Bianco ha giocato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mosse qui. Ha fatto tipo 7 punti, nemmeno. Quindi è molto sovracconcentrato. Quel Ponnuki non riesce a usarlo in nessun modo. Soprattutto ha pochi punti e Nero è fortissimo fuori. Cioè, né questo qui potranno mai essere attaccati in nessun modo. Ok, forse qui è meglio questa, però insomma. Questa. Perché così rimane questo Agi qui. Forse questa. Insomma, non è particolarmente importante questa cosa qui. Quello che volevo dire è che è vero che qui Bianco va a catturare un Ponnuki, però questo Ponnuki vale molto meno di quanto varrebbe un Ponnuki normalmente, perché è una zona in cui sono tutti molto forti, e quindi come lo usi?
Mhm. Ok. E chiaramente qui invece nero guadagna molto, e chiaramente per assurdo in questa sequenza. E qui è difficile per bianco non rispondere. Però questo combattimento si può giocare